Eccoci qua, siamo ritornati con i nostri ospiti, stiamo parlando di soldi che si possono recuperare per quanto riguarda i pensionati. Maria Pistorello, c'è un altro caso, ce ne sono tantissimi, voi li avete un po' selezionati, quelli emblematici, pensione di vecchiaia, ovvero di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una signora del 1950, quindi di 74 anni adesso, ma che pensava di non aver diritto, questo caso è di 3 anni fa, pensava di non avere diritto ad avere la pensione perché attualmente la pensione si può avere con 20 anni minimo di contributi, salvo alcuni casi insomma, speciali per cui chi aveva i 15 anni entro il 92 di contributi poteva avere la pensione, ma nel caso della signora è anche abbastanza giovane, nel senso del 1950. Quindi lei praticamente ha fatto 6 pensava anni di non e 9 avere mesi. diritto, lei aveva lavorato soltanto 6 anni e 9 mesi, però fatalità aveva cominciato a lavorare questa signora dopo il 1995, quindi la sua pensione è interamente contributiva. In questo caso qua basta avere 5 anni di contributi versati e a 71 anni di età si può avere la pensione di vecchiaia. Naturalmente questa signora con i suoi 6 anni e 9 mesi di contributi ha diritto a una pensione di 273 euro al mese. Ricordo che chi va in pensione con il sistema contributivo non può più usufruire dell'integrazione al trattamento minimo, ma questo non è diciamo un diritto inespresso, è proprio una mancata corresponsione di una pensione. Possiamo sì annoverarla tra i diritti inespressi perché ci saremmo aspettati che l'INPS in questo caso avesse almeno mandato una nota alla signora dicendo guardi signora che lei potrebbe avere diritto alla pensione. Invece per fortuna è venuta da noi proprio perché pensava magari di poter richiedere un assegno sociale, un'altra cosa, non ne aveva ha recuperato diritto. quando? Ha recuperato 3 anni da quando ha maturato il diritto, praticamente dal compimento di 71 anni ha recuperato 9.272 euro, ma in più ha recuperato il diritto ad avere da adesso in avanti 273 euro al mese di pensione. E non è poca cosa, No, soprattutto non è per la poca persona cosa. Ecco, tanti non lo sanno, però bisogna aver versato il primo contributo, non avere contributi versati prima del 95 però. Quindi del 1995. Certo. Questo è il caso. Insomma, è un caso questo voi lo sapete perché uno non può sapere queste cose, è vero Bresolini? Sì, non può neanche sapere. Servono competenze. Esatto, no, perché uno dice 95, dopo mi informa, se è il 97, attenzione, c'è questa cosa qua. No, sono cose molto complicate. Un caso di maggiorazione sociale. Ecco, maggiorazione sociale, in questo caso qua invece questa signora che era titolare di un assegno sociale già da diversi anni. Cioè il assegno sociale sarebbe? È quella prestazione che danno a chi ha un reddito molto basso, certo, non solo personale ma anche coniugale, e non ha redditi sufficienti per riuscire ad avere una pensione. Quindi ai 67 anni di età, oggi sono 67, un tempo erano 65, l'INPS eroga, sempre su richiesta ovviamente, l'assegno sociale. L'assegno sociale è tuttora in pagamento dalla signora. Ecco, però questo è importante di nuovo, lo so che sembra una ripetizione di principio. Anche l'assegno sociale bisogna domandarlo? Assolutamente sì. Okay. E non è retroattivo, attenzione, perché se io mi accorgo a 70 anni che posso aver diritto a un assegno sociale e non l'ho richiesto magari quando ne avevo 67, ovviamente perché avevo i requisiti, non posso tornare indietro nel tempo, perdo tutto. Questa è una prestazione che o chiedo oppure perdo e ne ho diritto dal mese successivo alla presentazione della domanda. Questa persona era già titolare di un assegno sociale ma aveva un importo ridotto, nel senso che aveva solo 420 euro. Noi abbiamo fatto degli approfondimenti, abbiamo chiesto alla persona di portare i redditi propri e anche quelli del coniuge. Da questo si è evinto che la signora poteva aver diritto a una maggiorazione sociale su questo assegno sociale già esistente. Questo ci ha permesso di richiedere la maggiorazione anche con i 5 anni arretrati. E quindi la signora è passata da un importo di 420 a 550 euro, 130 euro in più mensile, si è portata a casa 10.172 euro di arretrati. Arretrati che sono relativi a una maggiorazione sociale e quindi sono al netto anche di qualsiasi tipo di tassazione, quindi esenti IRPEF.
che non è poca cosa. Era notevolmente contenta, perché era per aver notevolmente diritto contenta a questa maggiorazione vuol dire che il reddito coniugale a oggi non era superiore a 16.000 euro in due, quindi questa cifra fa veramente la differenza per questa coppia. Una cosa proprio per precisare, c'entra l'ISEE? No, in questo caso qua non c'entra, per queste prestazioni non si guarda il reddito ISEE, ma il reddito effettivo. Perché per molti quando dice ma io ho l'ISEE perché ho una casa di proprietà, non si guarda. L'ISEE è un reddito calcolato, poi ogni prestazione ovviamente deve essere individuata e capito quali sono i redditi influenti e quali no. Ci sono redditi ad esempio che di solito non sono influenti, tipo l'invalidità civile, tipo la rendita INAIL, mentre ad esempio se vado a verificare il diritto alla 14ª, quella prestazione, quella somma aggiuntiva che si dà a luglio, lì è influente anche quel reddito lì. Chiaro. Quindi ogni prestazione ha le sue regole. Carrer, abbiamo un altro caso, eliminazione trattenuta per incumulabilità. Che cos'è sta cosa? C'è un'altra situazione, di chi si tratta? Chi è venuta da voi? Allora, è venuta una signora che ha una pensione di reversibilità e una sua pensione. Quanti anni aveva la signora circa? 72 anni. La signora viene a farci controllare la pensione perché si ricordava che il marito aveva una pensione abbastanza un po' più alta e quindi come mai era così bassa. Andiamo a verificare, non abbiamo capito per quale ragione. L'INPS applicava sulla pensione di reversibilità una trattenuta per incumulabilità del 50%. Del 50%? Sì, perché le pensioni di reversibilità fino a 20-22 mila euro non c'è nessuna trattenuta. Fra i 22 e i 25 mila euro c'è una trattenuta del 25%. Se supera, va verso i 27.000 euro, c'è una trattenuta del 40%, se supera una certa soglia è prevista una trattenuta del 50%. A lei veniva applicata una trattenuta del 50% mentre non doveva avere nessuna trattenuta. Quindi di fatto abbiamo fatto la ricostituzione e ha avuto di fatto una trattenuta in meno di 638 euro, quindi 638 euro al mese in più e 15.000 euro 477 di arretrati, perché era un errore fatto per anni da parte dell'INPS e abbiamo quindi sistemato con questa cosa. Ci siamo accorti, nel frattempo la signora ha avuto l'invalidità da un anno e mezzo circa, e abbiamo fatto quindi anche la richiesta dell'assegno per se stessa, l'ANF, quello che abbiamo detto prima, la vedova o il vedovo invalido ha diritto anche all'assegno per se stesso e sta aspettando in questo periodo altri 1.270 euro di arretrati. E in tutto ha avuto 700 euro di aumento, perché fra i 52 euro e i 638 euro in meno di trattenuta, di fatto ha avuto 700 euro in più. Questi soldi arrivano? Arrivano, certo che arrivano. Ecco, allora chiedo a lei segretario, questi soldi arrivano, non si intenta una causa, questo è importante dirlo, quindi non è che voi intentate delle azioni di carattere legale ma fate delle domande eccetera, quindi vuol dire che tutto procede secondo un certo ordine. È solo un problema di che tipo? Formale, di calcolo, burocratico, cioè, che cosa vi risulta? No, diciamo che... Perché è un po' così, sì, sbalorditi. No, è anche, sì, le cose alcune sono francamente imbarazzanti, insomma, diciamo, non tanto per le persone che vengono, quanto per i fatti in sé, insomma. Uno degli elementi di criticità è, diciamo, la continua evoluzione della normativa in termini di sistemi previdenziali. Siccome, diciamo, le modifiche previdenziali, diciamo, non possono essere retroattive e quindi tutte le modifiche si aggiungono. Quindi questo complica anche da parte degli operatori di fare un calcolo. Se pensiamo per esempio al pubblico impiego,
diciamo, i trattamenti pensionistici del pubblico impiego è una cosa pressoché disperante, nel senso che tutte quante le norme che si sono aggiunte nel corso degli anni rendono, diciamo, quasi una giungla, insomma, cercare di capire qual è il trattamento previdenziale che spetta alle persone. Quindi le modifiche normative incidono, ma insomma torniamo poi alle cose che diciamo prima, cioè un istituto importante come l'INPS dovrebbe dotarsi di sistemi informatici che possano tranquillamente affrontare cose di questo genere. Anche perché insomma sono cifre importanti sostanzialmente. Maria Pistorello, assegno al nucleo familiare è un altro caso. Abbiamo un signore che è venuto da lei, raccontiamo un po', sì, un pensionato di 83 anni in questo caso, che aveva sempre avuto la moglie a carico, ma non gli veniva riconosciuto l'assegno familiare, l'assegno al nucleo familiare, proprio perché superava il reddito. A un certo momento c'è stato il riconoscimento dell'invalidità alla moglie, invalidità al 100%, ecco che da allora abbiamo potuto far fare la domanda tramite il nostro patronato INCA per l'assegno al nucleo familiare. Gli sono stati, proprio perché in presenza di una persona invalida al 100% i limiti di reddito sono più alti e quindi ha avuto il diritto ad avere 52 euro al mese di carico familiare, ma anche agli arretrati non degli ultimi 5 anni in questo caso, perché era da meno tempo che era stata riconosciuta l'invalidità della moglie, ma dal momento in cui era stata riconosciuta questa invalidità. E quindi abbiamo 9.900 euro, un po' di più, più 464 al mese? No, abbiamo 52 euro al mese in più con un arretrato 2.744. Ecco, vogliamo dire questo ai nostri ascoltatori: attenzione, perché in caso di una persona che diventa invalida possono scattare anche questi benefici, e quindi nel caso nel nucleo familiare ci sia una persona o vedova che diventa invalida e quindi matura il diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare per se stessa, o di una coppia come in questo caso in cui uno dei due diventa invalido, magari era escluso dall'assegno al nucleo familiare, oppure anche se lo prendeva l'assegno è più alto in caso di invalidità, e quindi di venire nelle nostre sedi per cercare di capire se esiste eventualmente qualche beneficio. Assolutamente. Anche qui bisogna fare domanda, mi rendo conto che anche, cioè, secondo me è emotivamente provante, perché se una persona vive certe situazioni, diventa invalido, cioè già deve pensare che tipo di assistenza, cosa fare, come muoversi, tutto un mondo pazzesco, complicatissimo, in cui bisogna avere anche tempo e energie da dedicarci. C'è anche questa componente che uno pensa, beh, automaticamente, visto che l'USL è coinvolta, visto che questo, ci sarà la procedura, e invece no. E quindi per quello dico, state molto attenti, seguite questi casi esemplificativi, perché sono veramente tanti, è vero Carrer? Sono tanti. Sì, sono tanti. Questo è un caso che secondo me è molto frequente e andrebbe valutato dalle persone che sono andate anche recentemente in pensione, quindi non parliamo più di persone molto anziane. Qui siamo di fronte a un pensionato di 68 anni, quindi ha appena compiuto i 67, relativamente giovane. Che cosa gli era successo? Questa persona lavorava, aveva un lavoro ben remunerato fino a 3 anni e mezzo, quasi 4 anni prima di andare in pensione. Aveva un reddito attorno ai 40.000 euro, poi la ditta fallisce, quindi lui si trova nella condizione di dover cercare lavoro, e naturalmente ha cercato lavoro a 50 anni, 55 anni, è difficile trovare un lavoro altrettanto remunerativo, quindi si occupava 6 mesi, 3 mesi di disoccupazione, altri 6 mesi, quindi il reddito medio degli ultimi 3 anni e mezzo, 4 anni era attorno ai 16-17.000 euro. Questo aveva determinato un abbassamento della pensione nel calcolo, perché gli ultimi anni della retribuzione, in questo caso con il calcolo misto, pesano sulla quota di pensione relativa al retributivo.
c'è una norma di legge che prevede che raggiunto l'età di vecchiaia, quindi 67 anni, si possa escludere dal calcolo quelle quote di contribuzione negli ultimi 5 anni che abbassano la misura della pensione. Allora abbiamo fatto la richiesta ma uno non è che uno prima di venire da voi dovrebbe fare i propri calcoli? Dovrebbe vedere, naturalmente noi ne vengono pensionati anche giovani che sono relativamente giovani, appena andati in pensione a farsi controllare la pensione. Se vediamo che ci sono queste condizioni, perché negli ultimi anni rioccuparsi è sempre un problema che determina, perché naturalmente doveva maturare quei 4 anni di anzianità per andare in pensione, se no non ci andava, sarebbe andato a 67 anni e con l'esclusione qui il risultato è stato notevole, siamo stati impressionati anche noi perché qui ha avuto un aumento di 465 euro al mese, 465 euro al mese con l'esclusione degli ultimi 4 anni della contribuzione più bassa. Questo ha consentito con il ricalcolo di avere poi, siccome ha già 68 anni, quindi 1 anno e mezzo di arretrati, 9.961 euro di arretrati. Vabbè, insomma, un bel importo anche questo, caspita. Anche questo signore è molto contento. Era molto contento, immagino che non se l'aspettasse, tra l'altro. No. E adesso quindi per gli anni futuri questo gli verrà Certo, mantenuto. lui è passato da una pensione da 1.555 euro a 2.019 euro. Caspita, chapeau. Vabbè. Questo bisogna stare abbastanza attenti. Bresolin, c'è un altro caso che avete affrontato, questa volta parliamo di dipendenti pubblici, che ci diceva il segretario sono casi molto complicati. Sì, però qui il caso diciamo che dovrebbe essere anche abbastanza semplice perché si parla di perequazione annuale, cioè quell'aumento della pensione che a tutti noi dovrebbe aspettare sulla pensione sulla base dell'indice Istat. Quest'anno abbiamo avuto tutti l'aumento del 5,4, in fase ovviamente graduale, non per tutti la stessa cifra, l'anno scorso 8,1, l'anno prossimo sarà sicuramente molto meno, ma questa è una delle poche prestazioni che siamo sicuri che l'INPS, dovremmo essere sicuri che l'INPS applica d'ufficio ogni inizio anno. Ecco, questa persona, pensionata ex dipendente pubblica, ha avuto un blocco di questa perequazione ancora 15 anni fa. Quindi per gli ultimi 15 anni questa persona si è presa l'importo della pensione sempre tale quale. Non ha mai verificato, non si è mai insospettita. A un certo punto è venuto qualcuno per conto della signora a far controllare la pensione insospettito, non ricordo se fosse un figlio o un altro parente, e ci ha chiesto appunto di controllare come mai la persona aveva sempre lo stesso importo, uguale, identico per ogni anno. Ecco lì, per qualche meccanismo anomalo sicuramente è sfuggita la perequazione e non è stata applicata per gli ultimi 15 anni, quindi a noi abbiamo chiesto l'applicazione della perequazione, l'importo mensile è variato di 284 euro mensili, perché 15 anni di perequazione si sommano e quindi l'importo è diventato notevole e ha portato a casa 7.500 euro di arretrati, purtroppo solo 5 anni di arretrati. Ah, perché prima... È perché si prescrivono gli arretrati, sì. Quindi non abbiamo potuto andare oltre i 5 anni di arretrati. Perché sennò sarebbe stato la perequazione è stata applicata ancora da quando è stata bloccata, quindi nei 15 anni indietro e per tutti i 15 anni man mano hanno sempre applicato la perequazione, ma di fatto l'arretrato si è fermato negli ultimi 5 anni. Però in questi casi qui, appunto inspiegabile, c'è stato un errore dell'INPS, ha dato, però c'è una responsabilità in questo caso qui. C'è una responsabilità, c'è un'anomalia, che cosa sia successo non sono in grado di spiegarlo, non ne ho proprio idea, il fatto è che purtroppo Ma quindi anche se avessi intentato un'azione di carattere legale, quei soldi il fatto è che purtroppo per legge si prescrivono i rati per 5 anni, quindi una persona almeno ogni 5 anni, ecco questa sarebbe una buona regola, dovrebbe far controllare la propria Bravissimo, questa cosa è importante, sì, ogni 5 anni farsi sì. controllare la pensione, sì. Giusto? Questo è importante, quindi calcoliamo, fate i vostri conti anche prima, perché come ho visto il caso che ho raccontato, 68 anni, uno appena andato in pensione, quindi è meglio farsi fare il calcolo.
Si è fatto controllare, segretario? Non sono passati ancora 5 anni. Lo so, ma si è fatto controllare la pensione. Ancora un po' di tempo. Lo deve dire perché giustamente che uno deve fare due conti. Allora, andiamo a vedere un altro caso, Carrer. Eliminazione trattenuta per incumulabilità. Di che cosa si tratta? Qui è un caso credo più unico che raro, la dimensione del... Sono tutti casi più unici che rari, lo so che siete abituati, ma per noi comuni cristiani... La dimensione è notevole, nel senso che vedremo poi il risultato economico. Allora, la signora era vedova, aveva la pensione di reversibilità, la pensione di reversibilità era circa 2.000 euro. Era una buona pensione di reversibilità, il marito era un pilota e lei lavorava, mentre lavorava aveva un reddito e quindi la pensione veniva ridotta del 50% perché aveva un reddito superiore al limite per cui era prevista la riduzione del 50%. La signora poi Quindi un buon reddito. Un buon reddito, sì, un buon reddito. Va in pensione e quando va in pensione il suo reddito diminuisce e quindi sarebbe rientrata nelle condizioni di non aver più quella trattenuta sulla pensione di reversibilità. L'INPS ha continuato ad applicarglielo, lei ha continuato a fare le dichiarazioni dei redditi regolarmente, l'INPS ha continuato, si tratta del settore pubblico, una pensione di reversibilità del settore pubblico, è venuta da noi era attorno al periodo del Covid. Abbiamo controllato la pensione e ci siamo accorti dell'errore gravissimo che stava facendo perché gli trattenevano 1.000 euro in più al mese. Abbiamo allora presentato subito la ricostituzione, quindi andando indietro di 5 anni e dal 2020 che abbiamo fatto la domanda l'INPS ci ha impiegato altri 4 anni di tempo prima 4 anni? 4 anni perché l'ha liquidata ad aprile scorso e ha liquidato una quota di 102.160 euro. 102.160 euro, cioè una cifra altissima. Altissima, credo siano pochissimi casi di questo genere, ma a noi non sono mai capitati. Stavolta è capitato. Naturalmente, visto il ritardo, perché parliamo dal 2015 al 2020 quando abbiamo fatto la domanda e poi altri 4 anni di ritardo perché la prescrizione vale da quando abbiamo fatto la domanda. A quel punto abbiamo chiesto, visto il ritardo, all'INPS di pagare gli interessi legali vista la cifra. Certo. L'INPS all'inizio ha tergiversato dicendo che non... Poi abbiamo preso, in questo caso, abbiamo fatto scrivere da un nostro legale dicendo che secondo la legge, le norme, eccetera, visto il ritardo notevole con cui era venuto, visto che si trattava di un errore perché lei aveva sempre dichiarato i suoi redditi, l'INPS il mese scorso ha liquidato gli interessi legali, 13.519 euro di interessi legali. Quindi arretrati 102.160 euro, interessi legali 13.520 euro, non finisce qui? 115.680 euro di arretrati e la pensione è aumentata di fatto di 1.024 euro perché le trattenevano il 50% della pensione di reversibilità. Stava svenendo la signora? No, l'abbiamo avvisata quando abbiamo saputo, quando l'INPS dopo i solleciti, perché ci ha messo 4 anni, perché non pensavano che ci fosse questo errore, poi si sono resi conto, ci hanno avvisato, guardate che la mettiamo in liquidazione e abbiamo avvisato la signora perché non gli arrivasse la notizia senza... non ci avrebbe neanche creduto. Allora, grazie Carrer, restate con noi, ci sono altri casi emblematici, ve ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.